E intanto siamo partiti con questi 200 misti. Anja Klinar parte da favorita con 2:17,27, ha vinto la gara individuale. Intanto Masini Lucetti ormai alla sua terza fatica questa mattina, atleta davvero eclettica, nuotato lo stile libero, ha nuotato la farfalla, ora nei misti passa avanti in 30,08, Klinar 30,32, Carlotta Meoli in terza posizione 31,15. Primato della manifestazione 2:10,78 porta la firma di Francesca Segat, che detiene anche il primato italiano 2:06,21, un primato italiano che è stato in passato anche primato europeo. Anja Klinar si fa sotto nel dorso, vira in 1:05,21 al comando, 1:05,63 Masini Lucetti, la Pintar si porta in terza posizione, 1:08,13, decisamente la più giovane del parco partenti, Tiasa Pintar, la vincitrice della categoria ragazzi a suon di primato della manifestazione, ma soprattutto ha vinto ieri la miglior prestazione tecnica per la categoria ragazze proprio in virtù del 2:21,88 nuotato nei 200 misti. Tanto se ne va via Anja Klinar, l'avevamo detto, è lei la favorita alla vittoria di questa gara, sfrutta la sua frazione preferita, la rana. E poi le due vasche conclusive a stile libero, 1:44,77 per la Klinar, 1:49,38 per la Masini Lucetti. Attenzione a Miriam Pupulin, rientrata in terza posizione, 1:50,36. Pupulin stile liberista da nazionale italiana giovanile, che ora si giocherà tutto nel finale per una medaglia. Intanto Anja Klinar, bronzo nel 2004 agli europei di Madrid, partecipazione olimpica per la portacolori della Slovenia, che va a vincere in 2:16,15 to 16.15 for Anja Klinar, the winner of this super final. Masini Lucetti 2:21,96, Miriam Pupulin.